lascio la parola adesso a tutti. Chiedo gentilmente anche i prossimi ospiti di raggiungerci. Sindaco, prego. Samuel Scavazzini, prego. Grazie, è un onore essere qua. La festa del lavoro dovrebbe essere proprio così, con la gente, in mezzo alla gente, con le lavoratrici, i lavoratori, pensionate, pensionati. Quindi questo è un momento importante. Lavoratrici, lavoratori, cittadini padovani, siamo felici oggi di poter nuovamente celebrare il 1° maggio tutti insieme su questa piazza. Ci ritroviamo dopo 2 anni per parlare di lavoro, ma anche di pace. Non ci può essere lavoro senza la pace. La guerra in Ucraina, con il suo carico di lutte e dolore, è inaccettabile. L'aggressione che la Federazione Russa ha messo in atto contro un paese indipendente e sovrano non ha alcuna giustificazione. Un'invasione del genere non si vede in Europa dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale e, come ha detto il nostro Presidente Sergio Mattarella pochi giorni fa, quando accaduto fa venire in mente le parole di Bella Ciao. Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Proprio quello che raccontano le donne ucraine, sfuggite alla guerra e ospitate a Padova, con cui ho parlato a lungo in questi giorni. Dobbiamo essere vicini al popolo ucraino, che difende la propria libertà, e allo stesso tempo non trascurare ogni azione che possa porre fine alla guerra o almeno portare intanto una tregua sul terreno. Questa tragica guerra ha e avrà ripercussioni anche sulla ripresa economica e sulla vita di tutti noi, pesando soprattutto sulle spalle delle categorie meno tutelate, pensionati, donne, giovani a ricerca di un lavoro. Non vi nascondo la mia preoccupazione per il futuro, se la guerra dovesse proseguire ancora a lungo. La ripresa economica è rallentata e zavorrata dal costo insostenibile delle energie e delle materie prime. Allo stesso tempo l'inflazione rischia di erodere in modo significativo il reddito dei pensionati, dei lavoratori dipendenti, che ovviamente non hanno modo di contrastarci. Buon 1° maggio a tutti voi. Grazie. Grazie Sindaco. Adesso... Quanto riguarda il settore agricolo, credo che se tempesta perfetta la si poteva creare, credo che adesso siamo proprio all'interno di questa. Siamo partiti e da tempo abbiamo iniziato la pandemia e adesso praticamente ci stiamo anche regalando per amore di pochi una bella guerra, la quale sicuramente l'agricoltura c'è dentro a pieno. E guardate, non è la Cenerentola delle produzioni, è quella cosa che dà da mangiare a tutti, che dà da mangiare a noi, che dà da mangiare praticamente a tutto quanto il mondo. E guardate, oggi assieme all'agricoltura e alla politica energetica io credo che stiano emergendo tutte le lacune che a livello politico l'Europa si è trascinata finora e sono state coperte un po' sotto una cenere. Buon 1° maggio a tutti! Grazie Nicola per le tue parole. Invito il Presidente della Provincia Fabio Bui a leggerci il suo contributo. Grazie. Carissimi, cari segretari, autorità, eccoci qui di nuovo in questa piazza, la nostra piazza, la piazza delle lavoratrici e dei lavoratori padovani. La pandemia ci aveva negato questo appuntamento negli ultimi anni, ma oggi questa festa ritorna nella sua naturale sede e ci fa dire che i condizionamenti del Covid si stanno via allentando grazie alla campagna vaccinale e al senso di responsabilità di milioni di italiani che vi hanno aderito con convinzione. Ma oggi non possiamo dimenticarci che da un'ora di aereo da qui, nella vicina Ucraina, incombono le nubi nere delle bombe di una guerra che non trova alcuna giustificazione. Forse ci credevamo immuni alla guerra, forse pensavamo che bastasse dichiararci pacifisti
e ci siamo dimenticati presto il sacrificio dei nostri nonni e padri che questa pace ce l'hanno consegnata con il loro sacrificio. Abbiamo dimenticato che la pace non è un soprammobile da lasciare lì a ricoprirsi di polvere, ma io lo rivendico come uno dei più grandi risultati che hanno caratterizzato questo mio mandato. Buon 1° maggio a tutti! Grazie Presidente per il suo intervento. Lascio adesso la parola al Segretario Generale della CGIL di Padova, Aldo Marturano. Prego. Gentili ospiti, istituzione, care amiche, cari amici, care compagne e cari compagni, ritorniamo a celebrare la festa dei lavoratori nella storica Piazza dei Signori dopo 3 anni di assenza. L'ultima volta è stato il 1° maggio del 2019. Un'altra epoca, un'altra storia, letteralmente un altro mondo. Da allora abbiamo attraversato una pandemia non ancora conclusa, mentre sempre più forti spirano venti di guerra. Viene da chiedersi chi eravamo, come siamo cambiati, cosa ancora ci aspetta. Le generazioni nate nel dopoguerra, negli anni 50, 60, 70, sono cresciute dando per scontato che la tragedia delle 2 guerre mondiali, in particolare la seconda, era stata così drammatica da averci insegnato a vivere in pace e per la pace. Analogamente ed erroneamente, credevamo che il progresso della nostra civiltà, così rapido e veloce negli ultimi decenni, mai ci avrebbe messo di fronte ad una nuova peste. Ci siamo sbagliati. Ci siamo profondamente distratti ed oggi ne paghiamo le conseguenze. Non abbiamo colto che non vivevamo affatto in un mondo di pace, che guerre grandi e piccole si facevano già, a volte lontano da noi, altre volte vicino, come per la ex Jugoslavia. Semplicemente assistevamo da spettatori inermi, inebriati dall'evento mediatico, piuttosto che interessarci alla complessità di ciò che accadeva. Allo stesso modo, erano anni che si paventava la diffusione di un virus, ma la giustificavamo come notizia di cronaca, costruita d'arte per riempire le pagine dei giornali o i notiziari in periodi di carenza di informazioni. Non era così. Troppo tardi ci siamo accorti che continuare a violentare il nostro pianeta, sfruttarlo oltre le sue stesse possibilità, ha prodotto risultati aberranti che solo oggi scorgiamo. Adesso il tema del clima, della sostenibilità ambientale, del rispetto della natura è diventato di straordinaria attualità, verrebbe da dire di moda. Ancora una volta però senza che l'impegno sia effettivamente proporzionale alla gravità della situazione. Scontiamo straordinari ritardi. In questi anni, soprattutto come Italia e come Europa, non abbiamo investito nelle energie alternative, al punto che oggi vogliamo affrontare la difficoltà di approvvigionamento di gas ritornando al carbone, in una sorta di equazione a ripetere, come non avessimo imparato nulla e non avessimo compreso che non c'è un solo attimo da perdere, accecati da un sordido egoismo che non ci fa comprendere fino in fondo quale pianeta stiamo consegnando ad innocenti generazioni future che, al contrario di noi, hanno chiaro cosa gli sta succedendo e qual è la prospettiva se non c'è un'inversione di tendenze. Anche la guerra è figlia delle medesime storture, di una globalizzazione che non si è voluta governare politicamente, con il risultato che le disuguaglianze sono aumentate in tutto il mondo, rendendo più povero chi già lo era, facendo piombare in un'analoga condizione le classi medie, mentre i ricchi si sono arricchiti sempre di più. Quando questo accade, quando le crisi economiche si ripetono più volte senza risolverle, come è avvenuto dal 2008 ad oggi, è quasi inevitabile, così è stato nel passato, si pensi alla crisi finanziaria, che non si intestardisca nel mettere in atto politiche che si affidino al solo mercato.
perché è stata la celebrazione del mercato per oltre un quarantennio a portarci sin qui. Non credo di esagerare, alle porte di una guerra che rischia di deflagrare e amplificarsi se non si rimette al centro il lavoro, l'uguaglianza, la giustizia, la diplomazia e il negoziato. Non c'è tempo da perdere, è già tardi. Noi non possiamo permettercelo. Sarebbe una colpa grave verso chi combattendo di democrazia che viene da lontano e che ha il dovere di saper guardare lontano. Viva la CGIL, viva la CISL, viva la UIL, buon 1° maggio a tutti. Grazie segretario Marturano. Diamo adesso voce al settore metalmeccanico, in rappresentanza a tutti di questa piazza e anche chi è in collegamento da casa. Oggi è una festa dei lavoratori e del lavoro, ma dobbiamo da domani mattina, quando andremo nelle fabbriche, cominciare a voce alta a dire basta, basta, basta alla guerra dei morti sul lavoro. Continua a esserci sempre troppi morti. Com'è bello, dopo una pausa forzata di 2 anni, dovuta alle restrizioni legate alla pandemia, potersi ritrovare qui oggi, nella piazza che tradizionalmente ospita a Padova la festa del 1° maggio. E se la pandemia ancora in corso ci dà tregua, altri elementi di preoccupazione si stagliano chiari all'orizzonte. Il mio primo pensiero va alla popolazione ucraina, colpita dalla vile aggressione russa. Tutti sostenere il popolo ucraino, un popolo che lotta per quella libertà che l'Università di Padova, che compie quest'anno 800 anni di vita, ricorda da sempre in quello che non è solo un motto, ma è guida per le azioni di tutte e tutti noi. L'Universa Universis, tutti sostenere il popolo ucraino, un popolo che lotta per quella libertà che l'Università di Padova, che compie quest'anno 800 anni di vita, ricorda da sempre in quello che non è solo un motto, ma è guida per le azioni di tutte e tutti noi. L'Universa Universis. Il mio lavoro è con le persone e i miei colleghi vengono da posti anche molto lontani, da paesi che non ho mai visto, ma un giorno mi piacerebbe visitare. Sono cresciuta in un periodo di pace, al caldo e protetta dai pericoli. Non sappiamo cos'è la guerra veramente e chi ha fatto l'Italia ha provato a non farcela conoscere. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di... Grazie a tutti, al lavoro e alla lotta. Grazie. Grazie Claudia. Del vescovo, piccola, grazie. Del nostro vescovo, Monsignor Claudio Cipolla, e il suo grazie alle organizzazioni sindacali per l'invito. Vita di tutti i lavoratori e le lavoratrici. Il tema di questa giornata, che fa breccia nell'attualità di una guerra che ci tocca da vicino, ci fa accorgere del ruolo del lavoro nella costruzione della pace. Il lavoro, cioè quell'attività libera, creativa, partecipativa e solidale, degna di tale nome, lavoro. Questo e solo questo è lavoro. Mezzo per la crescita personale, per stabilire relazioni sane, per esprimere se stessi, per condividere doni, per sentirsi corresponsabili nel miglioramento del mondo. In definitiva, per vivere come popolo. Ciò che è realmente popolare, scrive Papa Francesco, è il lavoro. Il lavoro struttura la società, intesa non come massa indistinta, non come mera somma di individui. Partecipare, più cresce l'appartenenza, più tutti possono beneficiare, più cresce la stabilità sociale. L'equità è garanzia di pace e non si accontenta della redistribuzione, ma ha bisogno dell'accesso di tutti al lavoro. Serve promuovere un'economia che favorisca la diversificazione produttiva,
e la creatività imprenditoriale per aumentare posti di lavoro. Servono forme interne al mercato di solidarietà e fiducia reciproca, altrimenti da solo il mercato non può espletare la sua funzione economica e di conseguenza sarà artefice di la tradizionale veglia per il lavoro che la diocesi di Padova, assieme a tutte le categorie economiche e ai sindacati. Allora, mai più lavoratori costretti a guadagnarsi il pane inventando e costruendo armi. Mai più lavoratori arruolati per uccidere. Benedetta l'economia dei costruttori di strumenti di pace. Benedetta l'opera delle istituzioni di pace. San Giuseppe, il carpentiere di Nazareth, uomo giusto e operatore di pace, sia il nostro custode. Buon 1° maggio. Grazie Suor Francesca, i suoi interventi sono sempre dritti, diretti, puntualissimi.